Eccoci sul campo di battaglia ragazzi, le condizioni meteorologiche sono davvero molto brutte, abbiamo un meteo attuale di neve, quindi le unità necessitano di più tempo per riposarsi quando sono ferme. E possiamo attendere oppure combattere con questa bella tormenta. Vediamo un po' cosa troviamo più avanti. Nebbia, visibilità ridotta, tutte le navi e le unità da tiro hanno minor precisione e portata, tutti i nemici in lontananza sono nascosti dalla nebbia. Attendiamo ancora un po', vediamo un po', ancora nebbia, possiamo attendere ancora un altro turno, vediamo, neve ragazzi, niente ragazzi, combatteremo sotto la neve costante. Non so perché ragazzi, ma tutte le partite avvengono in inverno. Guardate un po', le nostre unità combattono qui col pupazzo di neve accanto, pronte quindi a congelarsi, devono subire sempre il freddo. Questi nostri soldati li dobbiamo chiamare alpini da oggi in poi. Vediamo allora, diamo un'occhiata al castello nemico, dando un bello sguardo per vedere come possiamo conquistarlo al meglio. Allora ragazzi, io direi di utilizzare i nostri fucilieri per far fuori i fucilieri nemici. Ovviamente con le nostre unità da corpo a corpo vediamo un po' se possiamo scavalcare questi muri e quindi avvicinarci al nemico e farlo fuori nel minor tempo possibile. Allora, vediamo un po', possiamo da questo lato, vediamo se possiamo posizionare qualche uomo. Bene, da questo lato posizioneremo i nostri cachi cogliari, mandiamoli in una bella formazione allargata per ridurre le perdite nel momento in cui ci ritroviamo sotto il fuoco nemico, ma ovviamente nel momento in cui arriveremo al castello le faremo ritornare nella postazione normale. Posizioniamo anche dei diversi fucilieri per intrattenere il nemico mentre i nostri uomini avanzeranno, successivamente li sposteremo più avanti e da questo lato costituiremo il nostro esercito, ovvero la nostra fanteria di leva, in modo tale da conquistare il castello con le armi da fuoco. Bene, un generale lo posizioniamo, ovvero il nostro daimyo di dietro alle truppe con fucile e un altro generale dietro le nostre unità d'assalto. Bene, possiamo dare il via a questa nostra battaglia ragazzi, vediamo il nemico come si Possono pure posiziona. provarci, generale, ma non hanno alcuna possibilità. Già, allora vediamo cosa posiziona. Fanteria di leva, fanteria lancieri di leva, Tsugaru, lancieri di leva della guarnigione. Ecco qua, tutti i nemici si raggruppano all'interno di quest'ambito. Mandiamo avanti tutto il nostro esercito armato di fucili. Ok ragazzi, portiamolo avanti sotto la neve costante. Guardate qua, i nostri soldatini vestiti con una semplice tunica devono affrontare questa tormenta e dall'altro lato ecco qua i nostri uomini avanzeranno, eccoli qui, sul frontone opposto per garantire una sorta di fuoco di copertura e quindi coglierli alle spalle. Bene, quando i nostri uomini inizieranno lo scontro a fuoco, i nostri ragazzoni saliranno da questo lato per coglierli alla sprovvista. Vediamo cosa fa il nemico ragazzi, si muove lentamente, ecco sta spostando dei lancieri armati di lance, ok, perfetto, non sposta fucilieri, quindi i nostri lancieri verranno facilmente bersagliati dalla nostra fanteria. Allora, continuiamo ad andare avanti, forza ragazzi, facciamo fuoco a queste unità immediatamente per buttarle subito giù. Intanto il nostro generale continua ad avanzare, glorioso questo generale, ha già vinto una bella battaglia, speriamo che potrà ripetere ciò che ha fatto. Bene, 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 andiamo, siamo quasi in portata ragazzi, il nostro... Signore, il vostro Ops! generale è sotto attacco. Maledizione, il generale, ragazzi l'ho perso un attimo di vista, è andato un attimo avanti, quegli strozzi si sono sbizzarriti a sparare. Avanti, andiamo, andiamo, andiamo. Selezioniamo le nostre unità e facciamo un bel fuoco ragazzi di soppressione per distruggerli. Andiamo, 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 continuiamo. Ok, allarghiamo la formazione, vediamo se iniziano a far fuoco. Perfetto, adesso inquadreremo meglio, sistemiamo solo le nostre truppe. Vediamo un po', eccole qua le unità nemiche che fanno fuoco dalla loro staccionata. Si ritrovano in parità per adesso, mentre le nostre unità continuano a far fuoco. Bene, possiamo avanzare anche con il nostro esercito dal lato. Avanziamo con le nostre unità da combattimento corpo a corpo e anche con i nostri fucilieri. Bene, andiamo avanti anche con il nostro generale. Bene, 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 continuano a far fuoco sul nemico. Ancora in parità ragazzi. E intanto le frecce continuano a rompere un po' le scatole. Bene, bene, continuate a far fuoco ragazzi, forza, forza che li distruggete. Ecco qua il nostro generale è arrivato alle porte.
Facciamo scalare, vediamo cosa ritroviamo. Ecco i lancieri di leva, non hanno alcuna speranza con le nostre unità da corpo a corpo, sono molto più esperte. Bene, andate, andate. Questa unità non sta facendo fuoco, come mai? Ecco, adesso sta continuando. Ancora si ritrovano in parità, ragazzi. Queste mura rompono davvero molto le scatole. Vediamo un po' se con i nostri fucilieri possiamo bloccarli. Andiamo, andiamo anche con i nostri fucilieri, ragazzi. Andiamo, perfetto. Facciamo scavalcare il nostro muro. Avanti, ragazzoni, salite. Ecco qua, guardate un po', questi uomini sono intrattenuti dal nostro esercito che continua a far fuoco. Andiamo, andiamo, forza che ce la fate. Ancora si ritrovano in parità, mentre è perfetto, in parità. Continuate a salire, ecco, ce l'abbiamo fatta. Attacchiamo il nostro nemico. Forza, 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 forza. Facciamo salire anche gli uomini col fucile in modo da colpire ai lati i nostri stronzini. Ecco ancora l'altra fanteria di leva. Sono dei fucilieri questi ragazzi, dobbiamo far presto. Andiamo, andiamo, andiamo con queste unità. Bene, queste due unità facciamole scavalcare. Bene, anzi queste tre. Continuiamo, forza, forza, forza. Il nostro generale deve essere costante per attaccare i nostri nemici, per incitare anzi le nostre unità. Ecco, 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 ce la stiamo facendo. Dai, 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 che siete forti, ragazzi. Il nostro generale è qui, che vi consiglia. Ecco i fucilieri, sono i fucilieri questi ragazzi. Facciamo fuoco. Sono saliti al di sopra. Sì, molto bene. E quanto resistono questi lancieri, mamma mia. Oh, finalmente stanno cedendo questi nostri ragazzoni qui. La fanteria con fucile. Bene, bene, ce l'abbiamo fatta. Andiamo, attacchiamo questi fucilieri con tutta la truppa. Bene, 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 andiamo avanti. Ecco qui. Qua disponiamo i nostri fucilieri, ragazzi. Avanti, salite, salite, salite. Si stanno ammassando l'uno sull'altro. Ecco i nostri lancieri, guardateli che si scontrano, ragazzi. La fanteria di leva non ha alcuna speranza con i nostri uomini, con ben 12 di attacco corpo a corpo. Vediamo un po' cosa succede qui. Stiamo conquistando facilmente questo castello. Anche l'ho voluta riprendere questa battaglia anche perché troviamo questa bella neve. Il nostro generale, ragazzi, lo dobbiamo chiamare Frosty the Snowman. Frosty the Snowman, questo nuovo generale, combatte solo quando c'è neve. Frosty the Snowman was a jolly happy soul. He was smoking his pipe, baby. His two eyes were made of coal. Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of ice and snow, then he came to life one day. Bene, bene, ecco, guardate le torce, ragazzi, che mandano a fuoco la nostra bella torre. Andiamo, fate salite. Ok. Il nostro esercito può anche scavalcare questo bel muretto. Il nostro generale può seguire. Bene, andiamo avanti. Perfetto, stiamo andando a fuoco il tutto. Vediamo. Perfetto, il cancello l'hanno buttato giù. Ancora no. Dai, 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 che ce la fate, ragazzi. Forza, forza, forza. Ecco qua, tutte queste unità sono pronte a scavalcare. Forza, datevi coraggio. Fate gli Spider-Man della situazione. Scavalcate il tutto. Ecco, ragazzi, perfetto. Il nostro castello è andato in fiamme. Possiamo finalmente raggiungere i nostri nemici che con ansia ci attendono. Bene, saliamo, saliamo, saliamo anche con le nostre unità da tiro. Le nostre unità da tiro non saranno molto utili perché questo è un combattimento ravvicinato, quindi non sono molto efficaci. Però vediamo se possiamo far fuoco su queste unità che si ritrovano qui. Bene, vediamo il nostro generale dove si ritrova qua giù. Vediamo un po', portiamolo sempre nelle vicinanze dei nostri soldati. Ok, continuiamo a far fuoco. Guardate della nuvola di fumo che troviamo, ragazzi, guardate un po'. Un bel fungone. Andiamo, andiamo. Ma perché i nostri soldati ci stanno così tanto? Saliranno il portone aperto? Possono salire facilmente, forza, andate. Andate, andate. Avanti. Avanti, avanti, avanti.
perfetto, i nostri uomini ce la stanno facendo, gli uomini dei nemici non hanno alcuna speranza, guardate un po', anche hanno attivato la modalità fino alla morte, rimarranno qui finché non periranno. E quindi ragazzi abbiamo colto un'importante vittoria, non perdendo alcun uomo, davvero pochi uomini, nessuna unità è andata in fuga, quindi possiamo ritenerci soddisfatti della vittoria della nostra battaglia. Questo gameplay è terminato, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti!